Allora, oggi siamo al Comic Con di Pordenone, che è il Naonis Con. Ho visto anche già tanto cosplay e infatti adesso andiamo a dare un'occhiata. Guarda qua, spade. Guarda qua che meraviglia. Anche qua. Wow. Vedo One Piece, forse. Non sono sicuro. 17. O se no. Basta. La cerimonia del tè dovrebbe essere già iniziata. Ghostbusters. Levi. Cerimonia del tè. C'è una cerimonia del tè qui. Posso? Angel Dust. Grazie. Questo sembra, faccio vedere qualcuno, ma non voglio puntargli la telecamera contro perché so che è bene chiedere prima. Si parlava di cerimonia del tè, ma io non vedo cerimonia del tè. Tuo personaggio? Fauno? Sì. Cosplay tuo? Sì. Bello. Resident Evil, grazie. E questi sono tutti i vostri pupazzetti? Ok. Pochi veicoli, non c'è tanto casino, ma dentro c'è più casino rispetto alla fiera del radioamatore, o quasi. L'ho trovata. Di oggi viene da Nagasaki, è una città circondata dal mare, quindi anche dentro minerale del mare è molto buono. Oppure se volete imparare come bere una tazza di tè e partecipare al workshop 10 euro. Accettazione qua. Grazie. Ho trovato il mio foglietto, era per terra. Vocaloid. Vocaloid. Anche perché è pesante sta. Solamente con una grande passione per il cibo. Di non centrare qualcuno, perché tra l'armeggiare con la telecamera e guardarsi intorno rischi di fare un frontale. Ichigo, Bleach, portachiavi, spero di non ingamberare il cavo. Ciao. Oh, qua, ecco qua, Death Note. Far Out. Qual è Far Out? Non so neanche che cos'è Far Out. Una ragazza tutta verde. Fatti già vedere prima quelli di Ghostbusters. E qua c'è il film Ghostbusters con... Posso filmarti? Il tuo personaggio? Io per Varesa. Maretta? Varesa. E lei? E lei è Focus. Chi rappresentate? Qual è il videogioco? Genshin Impact. Genshin Impact si chiama il gioco. Genshin Impact. Va bene. Grazie. Vedo che si sta radunando gente qua pian piano. Chi saluto? Lui o i ragazzi dietro al banco? Viene, vai. Ah sì, Davide Monti. Sì, allora mi sta salutando adesso. Ciao. Ciao.
E vari balli credo sia davanti. Infatti adesso c'è una giuria davanti al palcoscenico e credo che stiano per fare qualcosa. Cos'è il vostro cosplay? Non è un cosplay, no? Sono così. Ah, loro sono così. Sono Italo e Angelo. Andiamo alla gara cosplay. Ah, in cosa consiste la gara cosplay? Allora, i ragazzi arrivano qua, si iscrivono, portano la musica, poi salgono sul palco, fanno un'esibizione con il costume che hanno scelto, quindi può essere un personaggio di anime, manga, quello che è. E poi dopo c'è la giuria che li... Ma secondo Adesso c'è la gara K-pop con le ragazze che stanno ballando. Vabbè, anche il resto sono tutti bravi. Vabbè, grazie. A 5. Forse fanno un giro a prendere. Ciao! Qual è il vostro cosplay? Io sono Alice nel Festival della Bella Vita. Io Raiden di Genshin. Di Genshi? Sì, di Genshin. Grande! Ciao! C'è una con una pistola, se ti interessa. Che cosplay è questo? Allora, È un originale suo? è originale. Guarda qua, guarda. Guarda che ce n'è un altro. Lei ha la pistola. Posso? Posso? Grazie. Qua c'è molto idromele. Questo cartomanti, magia. Una cotta. E ce l'avevi? Adesso vuoi? Se ce l'avevi solo sei ricco. Se avevi cash. Infatti anche l'elmo non ce l'aveva praticamente nessuno, c'era solo chi aveva tanti soldi. Visto? Interessante. Voi non solo cosplay. Buongiorno, foto madrina. Posso? Sì. Bello per andare a mangiare. Meglio che mi giro dall'altra parte, se no non esco più. E qua diciamo, qua l'abbiamo visto prima, infatti si stanno rifornendo tutti perché hanno tutti fame ovviamente. C'è un Minecraft credo. Vediamo cosa c'è qua. Spade, spadoni.
Ok. Senti un bel gatto. Oh, che bel cosplay. Ciao bello. Un Jedi. Carte One Piece, retro game. Oh, che bel trio. Oh, questa è una figata. Stile Nightmare Christmas. Questo chi è? Ah, questo è un nonni. Non muove la testa. Anche quella impostazione. A pari. Vediamo che ha fatto il... Poi diamo un'occhiata anche di là. Vediamo. Guarda che non è 30. Solo una ripresa. Ah, c'è gente che ancora se ne ricorda. Grazie. Boh, adesso non mi ricordo più se sono passato di qua, può anche darsi. Figure e roba del genere, vai. Un cosplay da vigile del fuoco. Questo me lo ricordo. Sono a gioco, qua si gioca. Che stava galleggiando con il... Ah, queste cose. Quella dei Shinigami, adesso non mi ricordo il nome. Mi piaceva tanto quel cartone, solo che non mi ricordo mai il nome. Andiamo di qua adesso. Sono ragazzi sempre in cosplay. Oh, finalmente qualcuno spara. Dovrebbero essere comodissimi questi. Ricostruzioni seconda guerra mondiale, sbarco Normandia probabilmente, dopo lo sbarco. Anche qua.
dovessi essere curioso. Finiamo qua. Sono un po' confuso. Tanta roba. Guarda che è passato quasi un anno. Sì, sì, 9 mesi. Tra l'altro È provvisto della mappa e come anche Conan del segnalibro per contare i paragrafi. Questo sembra... Ok. Cotto. Mi fa male la schiena. Vedo dei corni laggiù. Un altro. Vediamo se riusciamo a beccare quello qualcosa. E ecco qua. Vabbè, andiamo indietro. Un Velociraptor. Andiamo verso il 3. Allora, cosa? Questo è sempre un Demon Slayer. Questa è testa di cinghiale. Guarda qua. È un soldato dell'impero. L'impero Grazie. Death Note, credo che sia Death Note. Oh, guarda che bel cosplay! L'idromele di prima. Madoka magica questa. Ho portato via gli occhiali, ma dovrei riuscire a fare qualche cena. Ah, mio zio. Ah, lavorava per l'Umbrella. Adesso capisco tante cose.
Lo zio. Burger. Quello io vorrei, patatine e hamburger. Vediamo se c'è un po'. Aspetta, ce l'ho ancora la mappa. Tipo hamburger, quello là. Sì, credo che c'è la birra. Quello tu! Però quelli sono, Cosa da mangiare? L'hot dog, le patatine, io voglio anche le patatine. Le patatine perché c'hanno anche pizzette, costerà l'ira di Dio, meglio che mi prendo solo il caffè. Pinguindorum. Guarda che carini che sono questi. Che carini. Comandante Levi e cosa quell'altro. Finalmente ne ho trovati. Questo no, tre ne ho trovati. Ah, è quello di prima cosa. Oh, guarda che bella compagnia di One Piece. C'è anche un perro cosplay. Ciao perro cosplay. Ciao perro cosplay. Ciao bello. Tra 5 minuti il prossimo incontro. No, qua no. Torniamo dai Celti, ci facciamo fare i panini dai Celti, che loro sanno farli bene. Hamburger, se non c'è un hamburger, non c'è scritto hamburger. Permesso. Permesso. Per me è la bionda. All'interno di Electric Ladyland ci sono anche i Green Day nella nostra. Guarda che bellezza, guarda che lo vediamo un po' meglio. Quella di prima con la pistola, poi ce n'è un'altra con la pistola, questo ha 3 katane perché è quello di One Piece credo. Queste sono ok, ogni tanto mi perdo. Beato no, credo. Veda che cerco di fare meno. Sì, credo che basta. Grazie. Ciao, buon proseguimento. Non mi sono mai fidata. Oh, Shine Shot Man. Oh, finalmente l'abbiamo trovato. Però questo l'abbiamo incorniciato. Un bazooka squalo questo. Bellissimo. $2,52. My Hero Academia. Altri qua, quelli di prima, altri qua, è pieno. C'è anche un Penguindorum, c'è. Oh, sento odore di caffè, io mi faccio il caffè, aspetta. Quello era un personaggio di...
ricerca? Bello comunque, grazie, ciao. Stanno ancora ballando. Free hugs? Cosa vuol dire free hugs? Abbracci gratis. Comandante della squadra di ricerca. Scusa, sei comandante Levi? Sì. Posso un attimo? Comandante Levi e lui il comandante Dari. Lui era il vecchio comandante una volta. Sì, quello che prima del biondo quello che poi è diventato l'istruttore. Che poi fai l'istruttore. Voi fate il cosplay dopo, siete qui. La gara? No, siete. Tu fai la gara. Lei è quella che fa gli abbracci gratis? Sì, esatto. Bello! Free hugs. Bello, bello. Vabbè, grazie. E anche l'obiettivo. Ah, questo. C'è anche Indiana Jones qua a destra.